Il 15 e 16 dicembre è stato il transito di una perturbazione atlantica che ha causato piogge e nevicate fino in pianura, specialmente sul Piemonte, e forti nevicate anche sulle prealpi, ma torna l'alta pressione di origine nordafricana sulla nostra regione e su gran parte d'Italia, con ritorno di condizioni più stabili ma di nebbie che saranno più diffuse con la nuova settimana, specialmente da lunedì 20, con il fenomeno dell'inversione termica, ovvero un clima molto più freddo ove nebbioso e molto più mite invece in quota sui monti. Infatti sulle aree montuose supereremo addirittura i 10 gradi durante le ore pomeridiane, con un clima che si manterrà sopra la media del periodo pressoché ovunque, ma notate anche da questa grafica, soprattutto sul centro Europa. In seguito continuerà l'ondata di caldo anomalo soprattutto al centro-sud dell'Italia, ma che si estenderà gradualmente nei giorni di Natale verso nord. Infatti avremo un clima molto più mite e molto più stabile che continuerà ad essere protagonista fino a Natale. Questa è la tendenza che viene quasi confermata da tutti i centri modellistici, con un clima pressoché mite ma con sempre l'insidia delle nebbie sulla Val Padana, quindi niente neve, niente freddo polare, freddo ove nebbioso e clima che si manterrà comunque molto sopra la media anche nei giorni di Natale e in seguito per l'espansione dell'anticiclone subtropicale. Ricordiamo comunque che gli aggiornamenti possono subire modifiche, quindi ricordiamo di rimanere aggiornati, seguirci, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto.